La tragedia di Moriago dimostra sicuramente delle fragilità rispetto all'assistenza delle persone con grande fragilità e sofferenza di carattere psichiatrico. Esiste un'emergenza legata al problema di assistenza alle persone con disturbi di disagio e disabilità mentale anche grave, così uno degli specialisti del settore. Quindi necessariamente l'aspetto della psichiatria e del disagio psichiatrico è stato anche trascurato un po' anche a livello di investimento, sia di risorse economiche ma anche e soprattutto a livello di risorse umane. Una serie di possibili fragilità tra le reazioni del paziente quando termina o sospende la cura. Porta tante volte le persone ad aumentare il livello di impulsività, di esplosività e anche un discontrollo a livello di pensiero che potrebbe aumentare la disfunzionalità e l'antisocialità di determinati atti, impulsi. Fondamentale poter garantire una continuità di cura anche a domicilio, spiega lo specialista. E tutti quegli elementi, quelle azioni di assistenza domiciliare che possono garantire una continuità di presa in carico anche dopo che si presentano gli episodi per così dire acuti che hanno portato a ricoveri o alla definizione di terapie farmacologiche di carattere contenitivo o terapeutico.